Buonasera, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Una giovane di origine moldava trovata impiccata a Ramacca. Per gli investigatori si tratta di femminicidio, fermato il compagno e un amico, entrambi romeni accusati di aver inscenato il suicidio. Caldo e incendi nei giorni del controesodo in Sicilia. A Palermo continua a bruciare da una settimana il Monte Pellegrino, temporali nella zona orientale dell'isola. Domani a Palermo i primi interrogatori dei 7 arrestati per la violenza su una 19enne. La città ancora sotto shock, le istituzioni chiedono severità, rassegnazione tra i giovani. Il sesso, dicono per molti di noi, ormai è moda, quasi una sfida. Viaggi della speranza che frutterebbero oltre 6 miliardi di euro in tutto il mondo. Affari d'oro dunque per i trafficanti di morte, e a Lampedusa continuano gli sbarchi. A Siracusa in molte strade manca la luce da mesi. La denuncia arriva dai nostri telespettatori alla rubrica Ditelo al vostro TG. Calcio di Carmine è ufficialmente un giocatore del Catania. Il nuovo attaccante ha firmato un biennale e ha assistito al test match che i rossazzurri hanno perso contro il Ragusa. Ancora buonasera e bentrovati a questa edizione di TG Sicilia. Lo avete sentito dai titoli, apriamo con l'omicidio nelle campagne di Ramacca. Pochi dubbi attorno a questo fatto di sangue che ha coinvolto una 25enne moldava. Vera Schiopu, trovata con una corda al collo in un casolare di campagna. Il suicidio sarebbe stato in realtà una messa in scena, fermati 2 romeni, il fidanzato e l'amico. Ce ne parla Natale Bruno. Una messa in scena poco veritiera, una donna con tanti lividi sanguinanti impiccata con una corda poco resistente. Ha retto pochissimo la storia raccontata da 2 romeni fermati con l'accusa dell'omicidio di Vera Schiopu, moldava, 25 anni e un sogno, quello di vivere in Italia. Di lei si sa poco, se non quello che è stata uccisa, che lavorava nei campi della Piana di Catania, impegnata nella raccolta degli ortaggi e che forse faceva altro per vivere. Vera è stata trovata con una corda al collo impiccata in un casolare diroccato in una landa di campagna deserta incontrata a Polmone nella frazione di Sferro lungo la strada che collega Ramacca a Paternò. È stato l'amico del suo compagno, un romeno di 30 anni che nella vita fa il manovale, sabato a chiamare al telefono i carabinieri del paese per dare l'allarme, secondo la sua ricostruzione, dopo il ritrovamento del corpo della fidanzata del suo amico impiccata. Non si sa bene se i 2 romeni fossero d'accordo ad avvertire i militari dell'Arma. Purtuttavia nel corso della notte tra sabato e domenica la posizione dei 2 si è complicata per via delle dichiarazioni contrastanti rese al PM Alessandro Di Fede con il coordinamento del procuratore di Caltagirone facente funzioni Alberto Santisi, che assieme ai carabinieri del reparto informativo di Catania e della stazione di Ramacca ha coordinato l'inchiesta. In particolare i dubbi agli investigatori sarebbero maturati da più elementi: la dinamica del suicidio, i rilevi scientifici compiuti dai carabinieri e alcuni elementi delle testimonianze dei 2 indagati sarebbero in contrasto evidente. La donna aveva delle ferite nel corpo ancora sanguinanti e poi quel particolare secondo cui la corda era poco resistente. I 2 romeni sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di concorso in omicidio. Ancora poco chiaro il ruolo contestato a ciascuno dei 2. Di Vera Schiopu si sa poco o nulla. Se in Italia fosse arrivata con un visto turistico, se fosse in possesso di un permesso o se lo stava chiedendo. Di certo era legata sentimentalmente con uno dei 2 romeni, il più grande, quello che forse non avrebbe mai chiamato i carabinieri a differenza dell'amico che invece con il cellulare non ha perso un istante a comporre il 112. A Palermo da una settimana continua a bruciare Monte Pellegrino a causa del cosiddetto effetto brace. Non aiuta il caldo che in queste ore ha visto le temperature risalire proprio nei giorni del primo controesodo estivo. E intanto temporali nella Sicilia orientale. Ce ne parla Manlio Viola.
Brucia ormai da una settimana a Monte Pellegrino, a Palermo. Ancora una volta la forestale è dovuta intervenire da terra per evitare che il fuoco tornasse ad allargarsi e dall'alto con lanci d'acqua effettuati da 2 elicotteri. Non si tratta di un nuovo incendio come si è detto negli ultimi giorni, è sempre lo stesso fronte del fuoco di Ferragosto. Le fiamme sono circoscritte, ma hanno danneggiato anche una zona impervia non raggiungibile a piedi. Questo impedisce di spegnere i cosiddetti focolai sotterranei. Di fatto, durante il giorno le fiamme vengono spente, quando cala la notte non si può lanciare acqua dall'alto, avviene il cosiddetto effetto brace. Le fiamme covano sotto la cenere e l'indomani tornano a bruciare. Una vicenda che rischia di continuare ancora fino al totale spegnimento di tutte le braci accese in zone irraggiungibili da terra. Ad aiutare il fuoco c'è il ritorno del grande caldo. Da sabato le temperature hanno ripreso la risalita, l'ondata di caldo durerà almeno 5 giorni secondo i meteorologi e colpirà più il centro-nord Italia che il sud. Anche da noi però temperature medie intorno ai 38 gradi, nonostante gli scrosci di pioggia, a tratti anche intensa, nella Sicilia centro-orientale nel pomeriggio. E intanto la domenica ha fatto segnare il primo controesodo, ma senza particolari difficoltà nel traffico. Il vero rientro appare rimandato probabilmente alla prossima settimana. Code soltanto in direzione delle località balneari al mattino e il rientro verso le città al tardo pomeriggio, ma si è trattato del normale traffico dei gitanti della domenica. Anche a Messina e Villa San Giovanni attese ordinarie agli imbarchi dei traghetti da e per la Sicilia. Domani mattina a Palermo interrogatorio dei 3 dei 7 giovani accusati di aver violentato lo scorso 7 luglio una 19enne che avevano fatto prima ubriacare e poi trascinato in un cantiere abbandonato. Gli investigatori cercano alcuni cellulari che sarebbero stati fatti sparire dal branco. Ieri sera intanto la rabbia dei cittadini in corteo per la città, le istituzioni chiedono severità. Ce ne parla Emanuela Corsi. La città è ancora sotto shock dopo la violenza di gruppo ai danni di una 19enne nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorsi. Una notte da incubo raccontata dalla stessa vittima che ha portato all'arresto di 7 giovani, uno dei quali all'epoca dei fatti minorenne. Sui social ma anche in piazza adesso la rabbia dei cittadini e di una comunità ferita da quanto accaduto che vuole pene esemplari, senza sconti ed attenuanti ed interventi urgenti da parte delle istituzioni. Il presidente Schifani in una nota chiede, pur essendo garantista, che in presenza di reati di allarme sociale in cui la prova è acquisita in modo inoppugnabile occorrerebbe allungare o raddoppiare i termini della carcerazione preventiva. Anche il sindaco La Galla interviene dalle pagine di Repubblica e annuncia che a settembre verrà costituito un comitato per l'ordine e la sicurezza con al centro questo tema. Il primo cittadino aggiunge che bisogna inasprire le sanzioni per reati come stupro e femminicidio. Intanto i 7 ragazzi verranno interrogati domani in tribunale dal GIP di Palermo. Sono tutti accusati di violenza di gruppo. Secondo il giudice, 2 dei 4 finiti in manette venerdì scorso, dopo che altri 3 erano stati arrestati il 3 agosto, avevano pensato di punire la vittima per farle rimangiare la denuncia di stupro. Una volontà che si somma alle minacce fatte e arrivare alla ragazza affinché non rivelasse quanto accaduto quella notte di luglio al Foro Italico. Dopo aver fatto ubriacare la giovane durante una serata trascorsa nei locali della Movida, nel mercato storico della Vucciria, l'avrebbero trascinata a forza in una zona isolata nei pressi del Foro Italico. Uno di loro ha anche ripreso lo stupro e lo ha condiviso prima di cancellarlo dallo smartphone. Dopo la violenza, il branco ha abbandonato la vittima per strada ed è andata a mangiare in una rosticceria sul lungomare. La violenza di Palermo obbliga certamente a riflettere sui giovani e sui loro comportamenti. Oggi i ragazzi hanno una concezione assai distorta dei rapporti con le donne, colpa anche dei modelli della pornografia in rete. Il sesso come una sfida o addirittura come un gioco perverso. Ce ne parla Eva Spampinato. Al giorno d'oggi, diciamo, rispetto ad anni fa è cambiato tutto. Il sesso è diventata una pura merce? Sì. Ormai non è più vista come quella cosa che la fai magari con una persona che ami, ormai è divertimento, è un gioco. La gente, diciamo, è più, siccome non riesce più ad appropriarsi con le persone, cerca un metodo diverso. Ad approcciarsi? Sì, sì. E quindi si fa forte del gruppo?
Sì. Il sesso inteso come una merce, una performance da consumare da soli, ma anche in gruppo e in modo violento, come si vede nei video porno di cui la rete è strapiena. Una concezione assai distorta dell'atto sessuale e dell'approccio ad un partner, uomo o donna che sia, che prende spunto da film, programmi TV, social network. Vedere magari scene ovviamente finte e magari persone, ragazzi o anche ragazze, perché per carità pensano che può essere vero avere magari atti violenti, perché ci sono anche video magari violenti, finti, e quindi magari pensano che è giusto che ci siano queste cose, ma in realtà Cioè che sia la normalità. Sì, esatto, ma non è normale, perché sappiamo tutti che è tutto finto. Cambiano la concezione sul sesso, sulla realtà del sesso, cioè sono tutte cose finte. Ecco da dove parte la nuova educazione sessuale dei giovani, da Pornhub e simili. Purtroppo sono già cresciuto che questo mondo distorto della sessualità è la nuova realtà, purtroppo, sì. Voglio credere che davvero la normalità non sia questa, però. Si filmano pure e poi condividono i video come se fosse normale. Forse non percepiscono nemmeno il fatto che stiano commettendo un reato, altrimenti non diffonderebbero le prove della loro colpevolezza. La prendono molto alla leggera. Fanno magari finta di non capire quello che fanno, in modo di non sentirsi in colpa. Il branco questa volta ha colpito a Palermo, ma casi di cronaca simili in cui a violentare una ragazza sono giovani definiti per bene fanno capire che non è una questione di degrado socio-familiare, ma di una nuova tendenza. Loro pensano che quello sia l'unico modo di fare sesso, oppure uno dei tanti. Senti, ma cerchiamo di essere sinceri, quando uscite o anche quando parlate tra di voi, ti capita di sentire di ragazzi che dicono guarda stasera facciamo ubriacare qualcuno? Sì, capita. Gli animali del branco, presi da soli, risultano maschi estremamente fragili con una bassa autostima. Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa, grandi affari per i trafficanti di uomini gestiti da organizzazioni criminali internazionali. Un giro d'affari valutato intorno ai 6 miliardi di euro l'anno. Il servizio. 6 miliardi di euro l'anno, 30.000 trafficanti di esseri umani nel mondo, 3.000 scafisti reclutati quasi sempre per un solo viaggio e nessun rispetto per la vita umana. Sono i numeri che le inchieste condotte in 10 anni fino ad oggi sulle rotte delle carrette del mare fanno ipotizzare per un giro d'affari sommerso che sfrutta esseri umani sfortunati che fuggono dalla loro terra alla ricerca di un futuro, spesso da clandestini in Europa. Numeri ipotetici, visto che è impossibile quantificare con esattezza un'attività criminale internazionale come questa. Numeri che fanno riflettere sul perché non si riesca a porre fine ai viaggi della speranza. Proprio in queste ore Lampedusa torna a scoppiare, 2.500 quasi migranti ospitati nel centro di accoglienza che conta appena 1.000 posti, forse neanche. Altre 4 carrette del mare sono arrivate autonomamente sull'isola, sfuggendo ai controlli delle motovedette. Da 1.500 a 4.500 euro a persona è il costo del viaggio, ma solo una piccola parte finisce nelle mani proprio degli scafisti. A guidare le carrette sono quasi sempre giovani reclutati per il singolo viaggio che si confondono con i migranti per cercare di farla franca. Per loro poche centinaia di euro per trasportare 40, 50, anche 60 persone su una barca che dovrebbe ospitare al massimo 7-8 persone. Poche centinaia di euro anche per gli equipaggi delle navi madre che portano centinaia di sfortunati e poi li abbandonano sulle scialuppe ancora in alto mare. I veri affari li fanno i carnefici che tengono i migranti prigionieri in case a ridosso delle spiagge africane prima di farli partire e i grandi manovratori del traffico. Fino ad ora la comunità internazionale ne ha identificato poco meno di 200, ma i veri capi delle circa 35 organizzazioni note restano inarrivabili. È ancora da chiarire la motivazione che ha spinto una donna tunisina di 40 anni residente a Francofonte nel Siracusano a lanciare dal balcone della sua abitazione posta al primo piano di una palazzina del centro storico le sue 2 figlie di 3 anni e di 18 mesi. Le bimbe, dopo un volo di circa 3 metri, sono state trasferite in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro a Catania e successivamente trasferite al Policlinico. Fortunatamente non sembra siano in gravi condizioni. La donna successivamente ha minacciato di lanciarsi dal balcone. Sono intervenuti carabinieri e gli addetti della Polizia Municipale insieme ai Vigili del Fuoco che hanno predisposto un materasso gonfiabile. La tunisina si è comunque lanciata nel vuoto e ha riportato delle fratture per le quali è stata ricoverata all'ospedale di Lentini. Sembra non fosse presente in casa in quel momento il compagno della donna con il quale ci sarebbero state precedentemente delle liti.
A Siracusa in molte strade manca la luce da mesi, un problema causato dal furto di cavi di rame della pubblica illuminazione. La mancanza di luce è un pericolo per automobilisti e pedoni, scrivono i residenti che si sono rivolti alla nostra linea di WhatsApp. Il servizio. Quando il sole tramonta in via Bartolomeo Cannizzo, come in altre strade della zona, cala il buio totale. È la situazione che vivono centinaia di famiglie della parte alta del quartiere Acradina a Siracusa. Si tratta di un problema che va avanti da mesi, da quando qualcuno rubò i cavi di rame che alimentano l'impianto di illuminazione pubblica. Un problema che non riguarda solo chi abita in zona, ma anche chi passa da queste strade con la propria auto. I residenti sono ormai stanchi, tante le chiamate fatte agli uffici comunali di competenza senza però alcun riscontro, e adesso hanno segnalato il tutto alla nostra linea WhatsApp. Percorrere queste strade la sera diventa un pericolo per la sicurezza. Chi è alla guida rischia di travolgere i pedoni che attraversano, ma c'è pericolo anche per chi va a piedi. Il rischio è quello di cadere o di imbattersi in qualche malintenzionato. Così anche per andare a conferire i sacchetti dei rifiuti bisogna attrezzarsi con le torce dei cellulari, l'unico modo per fare un po' di luce. Per la gioia di chi ha segnalato il problema e non solo, pare che tutto ciò sia alle battute finali. Il comune infatti avrebbe affidato i lavori di ripristino dell'illuminazione che dovrebbero iniziare a breve, ma la domanda che si pongono i residenti è quante notti al buio dovranno passare ancora. La nostra linea WhatsApp resta sempre a vostra disposizione. Segnalate qualsiasi tipo di problema con foto e video al 342 74 55 005. Ditelo al vostro TG. Adesso un po' di musica, parliamo intanto di una rappresentazione dal sapore estivo, impreziosita da una location unica al mondo. Stiamo parlando della Tosca di Puccini, ieri sera al Teatro Antico di Taormina, tanti turisti sugli spalti rapite dalle melodie di una delle opere più belle di tutti i tempi. Ascoltiamone un pezzetto. E dalla musica classica al rock, perché a Catania sono approdati i Baustelle alla Villa Bellini, un'occasione per riascoltare dal vivo alcuni dei brani del loro ultimo disco intitolato Elvis, dedicato al re del rock. In scaletta le hit che hanno reso la band il punto di riferimento della musica alternativa italiana. Anche qui sentiamo un po' di musica. E dopo questo bagno di musica ci fermiamo per una piccola pausa, poi ampio spazio al calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio, cominciamo con il Catania, è ufficiale, i rossazzurri hanno ingaggiato Samuel Di Carmine, l'attaccante ha sottoscritto un biennale con la società del Catania, oggi ha assistito però al test perso per 4-1 dai rossazzurri contro il Ragusa. Marco Carli. L'attaccante che serviva adesso c'è, eccolo Samuel Di Carmine a Ragalna durante il match perso dai rossazzurri 4-1 con Ragusa. Qualche foto e qualche chiacchiera scambiata con chi era presente in tribuna. Volto sorridente, sicuramente tanta voglia di dare un contributo importante alla crescita della squadra. Di Carmine ha firmato un biennale salito sull'Etna come testimoniano i social del club, componendo con la lava il suo numero 10. Questa è la presentazione del giocatore, classe 1988, che ha trascorso importanti e queste le sue prime parole proprio dall'Etna con Catania alle spalle. Ciao a tutti i tifosi del Catania, da Samuel Di Carmine. Forza Catania, ci vediamo al Massimino.
Nelle competizioni professionistiche ufficiali il neorossazzurro ha collezionato fin qui 120 reti, 8 delle quali nell'arco delle 22 gare disputate in A nel 2019-2020 con il Verona. La sua carriera l'abbiamo evidenziata già quando il suo ingaggio era diventato certo nei giorni scorsi: 347 presenze, 83 gol in B e 36 presenze e 14 reti in C con la Juve Stabia. Importanti numeri, viste anche le difficoltà affrontate dal Catania in attacco nelle ultime uscite amichevoli. I test lasciano il tempo che trovano, ma si deve lavorare in tal senso. Di Carmine non resterà l'ultimo arrivo della società di Pelligra. Lunedì infatti è atteso in città anche Quaini e poi è probabile che arrivi un centrocampista e forse un altro attaccante, con Dubickas fra i giocatori sondati. Lunedì è anche il giorno della presentazione della campagna abbonamenti. Gli ultimi arrivi faranno da traino per una passione, quella dei tifosi etnei, che è comunque già riconosciuta da sempre. Adesso parliamo del Palermo, che guarda avanti dopo il pari e tanti rimpianti al San Nicola contro il Bari. I rosanero sabato osserveranno un turno di riposo per via delle vicende giudiziarie che stanno interessando il campionato di Serie B. Intanto è fatta per il difensore Lund, il servizio di Marco Gullà. Brucia ancora la mancata vittoria in casa del Bari. Il Palermo probabilmente lo ricorderà ancora per un po' di non essere tornato vittorioso dal San Nicola, pur giocando in 11 contro 9. Bari in 8 addirittura negli ultimi minuti, se si considera l'infortunio di Menes. Eppure è mancato il gol, sono mancate le azioni offensive, è mancato il gioco. Cantiere aperto, vero, ma dopo una preparazione intensa e articolata ci si aspettava di più, anche se la squadra è comunque soddisfatta. Dobbiamo dire la verità che abbiamo giocato pure contro una grandissima squadra e che non ci ha messo in difficoltà tanto, però siamo stati bravi noi a tenerla occupata in fase difensiva. Però siamo contenti di quello che abbiamo fatto e andiamo avanti. Per il Palermo adesso turno di sosta, visto che sabato avrebbe affrontato Brescia o Reggina, impegnata ancora in aule di tribunale per l'ammissione in B. Rosanero che giovedì giocheranno un amichevole contro i maltesi del Melita allo stadio Barbera. Mercato fatta per il terzino danese Lund, a breve si aggregherà ai suoi nuovi compagni. Con il suo arrivo finisce la telenovela di mercato legata alla fascia sinistra. Il Palermo, con la mancata conferma di Sale Masciangelo e l'infortunio di Aurelio, ha momentaneamente giocato con Ceccaroni adattato. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, non ci sono ulteriori aggiornamenti. E prima di ringraziarvi per averci seguito vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà domani mattina alle 7:25 in punto. Grazie e buon proseguimento di domenica a tutti.